nostro piccolo viaggio d'autunno parte da Alba, capitale riconosciuta delle Langhe piemontesi, che sorge sulla sponda del fiume Tanaro. Alba è conosciuta come la città delle 100 torri, perché nel Medioevo era circondata da un centinaio di torri che servivano da difesa. Oggi ne rimangono una decina, tutte concentrate nel centro storico. In centro vi troverete in un labirinto di strade e vicoli che ospitano numerosi edifici storici, tra cui la cattedrale di San Lorenzo e il palazzo del comune. La via centrale è popolata di negozi e locali, bar e ristoranti in cui degustare i famosi vini delle zone e assaggiare i piatti tipici. Alba, poi, è conosciuta in tutto il mondo per la Fiera del Tartufo Bianco, evento imperdibile per appassionati di tartufo e gastronomia. La fiera generalmente si svolge tra ottobre e dicembre e si divide in due parti: il mercato mondiale del tartufo, che offre la possibilità di acquistare tartufi freschi, e la fiera, che ospita una serie di eventi culturali e gastronomici. Noi purtroppo, non essendoci stati nel weekend, abbiamo potuto visitare solo il Museo del Tartufo, che con un interessante percorso espositivo racconta tutto il mondo del tartufo. Il Museo Diocesano di Alba si articola in due sezioni principali. Il percorso archeologico, che si sviluppa sotto la cattedrale di Alba, permette di scoprire i resti di una basilica civile romana risalente al I secolo d.C., sulla quale fu poi edificata la cattedrale. E le sale espositive, che ospitano una collezione di opere d'arte dal Medioevo al Rinascimento, tra cui dipinti, sculture, oggetti liturgici e lapidi. La chiesa di San Giuseppe è una chiesa barocca situata nel centro storico di Alba. Fu costruita nel 1643 per volere della Confraternita dei Pellegrini, che aveva originariamente sede nella chiesa di Sant'Antonio. La chiesa è nota per il suo presepio, che è considerato uno dei più belli d'Italia. Il presepio è stato realizzato nel XVIII secolo e rappresenta il paesaggio delle Langhe. Per visitare Alba abbiamo soggiornato all'Alba Village Hotel and Camping. La struttura si trova a circa 2 km dal centro di Alba, in una posizione tranquilla, nel verde, con tutti i servizi necessari: negozi, bar e ristoranti poco lontano. Il camping offre una vasta gamma di servizi per i suoi ospiti, sia camperisti che non. Per i camperisti si trovano piazzole ombreggiate, servizi igienici, docce calde e lavanderia. All'entrata, accanto alla reception, c'è un bar. Facendo il check-in si possono acquistare prodotti tipici e vini. Quel che rende particolare l'Alba Village è la presenza di una piccola spa, dove oltre ai consueti trattamenti potrete provare il particolare bagno nel vino caldo. Non manca poi una bella piscina all'aperto e dei caratteristici piccoli bungalows a forma di botte. La spesa è stata di 35 euro per una notte, camper più 2 persone. Nel complesso abbiamo trovato l'Alba Village Hotel and Camping, una struttura accogliente e ben organizzata.